La chiesa di Santa Maria Etiopissa oggi protagonista Viaggiando e Viaggiando. Siamo proprio a pochissimi minuti dal centro storico di Vicenza, prendendo la Marosticana direzione Bassano, proprio a pochissimi metri, pochissimi chilometri dal centro storico. Una puntata particolare. Innanzitutto ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, siamo pronti per un nuovo viaggio anche questa settimana per scoprire le cose più belle, i gioielli del nostro nord-est. È proprio di un gioiello piccolino ma veramente con tantissime sorprese. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Ho il piacere di avere qui al mio fianco Monsignor Antonio Marangoni. Io l'ho presentata all'inizio, nell'anteprima, prima della sigla, come un gioiello alle porte di Vicenza. Vogliamo svelare innanzitutto ai nostri spettatori di cosa si tratta e precisamente dove siamo? Sì, qui siamo ai limiti del comune di Vicenza. Di là della strada c'è il comune di Due Ville e dietro a noi c'è il comune di Monticello Conteotto. È proprio una lingua, però anticamente questa zona, tutto questo territorio faceva parte della cultura di Vicenza, quindi del territorio soggetto al comune. E premetto che potrà sembrare strano che a parlare di una chiesa sia il direttore degli archivi della diocesi, a parte anche la mia competenza in beni culturali della chiesa, acquisita all'Università Gregoriana, ma io sono qui in quanto proprio direttore degli archivi perché per capire l'importanza, la bellezza di questa chiesetta che vediamo alle nostre spalle bisogna andare ai documenti. Abbiamo tantissimi documenti che ci spiegano com'era il luogo, era totalmente diverso da come lo vediamo. Infatti questa chiesetta non sappiamo esattamente in quale secolo sia sorta, c'è una discussione tra gli studiosi, alcuni la pongono tra l'XI e il XII secolo, altri la fanno sorgere intorno all'VIII-IX secolo, addirittura alcuni tra il VI e il VII secolo. Comunque certamente è antica e non è nata né per un monastero né come chiesa privata, ma è nata come chiesa campestre a servizio di una comunità che adesso non c'è più. Era la comunità di Chiupese o Ciupese, è un termine anche abbastanza noto nel Veneto, perché c'è un proverbio che dice di andare a Ciupese a prendere le rane col finferlo, ed è proprio questo la zona di Ciupese. Adesso non ce ne rendiamo conto, ma se noi potessimo girare intorno alla chiesa, in un tempo anche bello, però anche la pioggia dà più suggestione a questo posto, in quanto è un posto di acqua. Qui scendeva l'Astico, formava un po' più avanti il grande lago di Pusterla, non c'è più. C'erano altri corsi d'acqua, tra cui il Cresolelle, o la Cresolella, che formava il centro di Cresolelle. Non c'erano i centri abitati che vediamo adesso, c'erano altri centri abitati. Ebbene, questa chiesa era il luogo di culto antico, quindi prima del 1000, e allora noi avvaloriamo la tesi che sia sorta non tra l'XI e il XII secolo. Questa nasce da alcuni che studiano gli affreschi che poi vedremo dentro, ma nasce certamente prima e serviva per la celebrazione del culto e l'amministrazione dei sacramenti per comunità che adesso non ci sono più. Una comunità Ciupese che non esiste più, infatti il territorio adesso è smembrato
tra i 3 comuni di 2 ville che ancora conserva una via che si chiama Chiupese, Monticello Conteotto e Vicenza, dove rimane in extremis questa chiesetta. Io direi a questo punto di entrare e scoprirla assieme. Avevamo già annunciato un piccolo gioiello, cioè già quando si entra si può ammirare e scoprire che è una chiesa veramente che dà dei regali, delle sensazioni, ma anche proprio delle opere d'arte veramente importanti. Certo, ha una lunghissima storia. I primi documenti diretti sono del 1107, però certamente la sua storia affonda le radici in epoca più antica. All'interno qui troviamo testimonianze di varie epoche, dagli affreschi più antichi raffiguranti i patriarchi, è una tipologia molto rara, ad affreschi poi di combattimenti che sono appena posteriori, fino a affreschi del XV secolo molto fini. Per non parlare poi dell'opera scultorea, da questa lastra del VII secolo longobarda all'altare del Marinali del XVII secolo. Però cerchiamo di raccontare un po' la storia che siamo riusciti a ricostruire con i documenti di questa chiesetta. Quindi nasce come luogo di culto a servizio delle popolazioni rurali delle attuali parrocchie di Cavazzale, Vivaro, Cresole, Polegge. Poi con l'avvento degli Ungari, le varie distruzioni e poi l'appropriamento da parte delle signorie o delle casate vicentine legate all'impero tedesco, questa chiesa diventa chiesa privata dei nobili da Vivaro, che erano legati all'imperatore in quella lotta lunga tra Papa e impero. I da Vivaro la fecero cappella privata e poi nel 1107 appunto la donarono all'abbazia di Pomposa, che notoriamente era legata pure all'imperatore, quindi figlio imperiale, e che qui in una politica di espansione costruì una prima comunità con un piccolo monastero che poi si è sviluppato nel corso del XII e XIII secolo anche in maniera florida, sempre con l'appoggio dei da Vivaro, finché questi non caddero in disgrazia e furono esiliati. Cominciarono allora i problemi tra gli abati locali legati a Pomposa e il comune di Vicenza e il capitolo della cattedrale e il Papa. Le vicende alterne, si possono leggere, ci sono tantissimi documenti, portarono a un periodo di decadenza, finché nel 1444 divenne abate Marco Vitriani, nobile vicentino, che vediamo anche tra l'altro raffigurato accanto all'arco dell'altare. Costui diede forte impulso all'abbazia e favorì il passaggio in una nuova politica di cessione dei monasteri periferici, favorì la cessione all'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino e nella persona propriamente del nipote che vediamo qua. Quindi possiamo dire che è stato un po' un passaggio di proprietà? È stato un passaggio di proprietà
tra due ordini religiosi molto importanti, quindi i benedettini vestiti di nero di Pomposa e i canonici regolari agostiniani vestiti di bianco, tra uno zio e un nipote. Dal 1484 subentrano perciò gli agostiniani, i canonici regolari, i quali avevano già anche altri possedimenti a Vicenza. Ricordiamo il convento o monastero di San Bartolomeo, San Bortolo, l'attuale ospedale civile, e la grande abbazia di Sant'Agostino, dove fu abate Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia. Questa proprietà rimase fino al 1768. Non fu Napoleone a sopprimerli, ma la Repubblica Veneta, perché anche la Repubblica Veneta periodicamente faceva delle soppressioni sia per dare maggior vigore agli ordini religiosi che si stavano estinguendo, sia anche per recuperare comunque risorse per la collettività. Nel 1768 viene soppresso il monastero di San Bartolomeo con tutti i suoi possedimenti, perciò anche questo piccolo monastero di Santa Maria di Ciupese, detto la Badia, e così è sempre segnato nelle mappe sia vicentine che veneziane all'Archivio di Stato. Sì, è molto bello, veramente una chiesa, possiamo dirlo così piccola, però questo gioiellino che però ha tantissimi aneddoti, ha tantissima storia. Noi dobbiamo fare la nostra prima interruzione, però ci vediamo tra pochissimo perché abbiamo veramente ancora tantissimo da raccontare. A tra pochissimo, vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovate tutti i nostri amici telespettatori. Oggi vi proponiamo un itinerario un po' particolare, un po' diverso, l'abbiamo detto, a pochi minuti dal centro di Vicenza, prendendo la Marosticana direzione Bassano, c'è questo gioiello. Però finora con Monsignor Antonio Marangoni stiamo facendo un po' la storia, un luogo, una piccola chiesa che però ha veramente tanta storia e tanta arte da proporre a tutte le persone che vogliono venire a fare una visita. Noi però non abbiamo ancora spiegato perché si chiama ora Santa Maria e Pio Pissa. È un nome che è stato dato nel Novecento. Prima non lo troviamo mai assolutamente. Nei documenti è sempre chiamata Santa Maria di Ciupese o di Chiupese, e poi in epoca più recente, quando divenne proprietà dei canonici regolari di Sant'Agostino, fu chiamata anche Oratorio di San Biagio, in quanto fu aggiunta una seconda navata di cui vediamo le entrate ogivali qui di fronte a noi, che è crollata poi a metà dell'Ottocento. In questa navata c'era un altare dedicato a San Biagio, per cui anche nelle visite pastorali del tardo Settecento e dell'Ottocento questa chiesa viene chiamata l'Oratorio di San Biagio. Il fatto poi di essere diventata proprietà privata dopo la soppressione veneziana passò ai Gonzatti, ai Cordellina, ad altre famiglie, e negli anni '20 le autorità cittadine cominciarono a interessarsi a questo luogo, in quanto un piccolo scrigno pieno di opere d'arte ma in rovina. Per interessamento della diocesi e del comune, la chiesetta fu comprata dalla parrocchia di Polegge e restaurata nel 1933 e inaugurata col nome di Santa Maria e Pio Pissa. Perché? Perché si voleva dare una traduzione alla denominazione Santa Maria de Ciupese,
che poi in latino era scritta de Ciupese, de Seupese, de Seups, col TH, e in un momento in cui l'Etiopia era molto ambita da parte dell'Italia, non sembrò neanche vero di chiamarla Santa Maria Etiopissa, dando una denominazione che fosse anche gradita al regime allora regnante. E così fu chiamata e così ancora viene chiamata, però è una invenzione del Novecento. Abbiamo parlato di tanti gioielli, prima abbiamo fatto una veloce carrellata, vogliamo soffermarci magari su quelli più preziosi? Sì, partiamo dagli affreschi in controfacciata che rappresentano i patriarchi dell'Antico Testamento, quindi con le generazioni. È una tipologia molto rara, però di grande efficacia. Qui siamo tra il XII e il XIII secolo, come del resto i lacerti di affresco che noi troviamo in questa parete di destra, guardando la facciata. Su questa noi troviamo anche questa lapide in marmo di fattura longobarda, lastra sepolcrale. Questa è una copia perché l'autentica è al Museo Diocesano. Probabilmente viene da un'area funeraria longobarda qui presente. Ecco perché qualcuno ipotizza la fondazione della chiesa tra il VI e il VII secolo. Vediamo dei pavoni rappresentati in questa lapide. I pavoni sono simbolo dell'immortalità. Ecco perché li ritroviamo spesso nelle lapidi funerarie. E poi troviamo i tipici intrecci dell'arte longobarda. Altra cosa che mi ha colpito molto è vedere moltissime immagini della Madonna. Sì, perché la chiesa è Santa Maria de Ciupese, quindi dedicata alla Madonna. E noi troviamo qui diverse raffigurazioni della Madonna di epoche diverse, dal 300 in poi, fino alla raffigurazione che vediamo sopra l'arco, la Madonna annunciata con l'arcangelo Gabriele che porta l'annuncio, e la bella statua del Marinali sopra l'altare. A proposito di altare, abbiamo detto un altare molto importante. Sì, anticamente su questo altare c'era un polittico all'antica, così dice lo storico Maccà, simile al polittico che vediamo nella chiesa di Sant'Agostino, sempre dei canonici regolari, che è di Battista da Vicenza. Maccà lo vede per l'ultima volta, lo scrive lui nelle cronache, nel 1811, quando fa una seconda visita a questa chiesa che era stata soppressa, lo vede abbandonato sotto i portici dell'abbazia, che meriterebbe pure di essere visitata e restaurata, perché è stata sede prima dei monaci benedettini di Pomposa e poi dei canonici regolari di Sant'Agostino. Sull'altare, accanto alla Madonna, vediamo altre due statue. L'Arslan le identifica con San Francesco di Sales sulla sinistra e Sant'Antonio di Padova sulla destra. A me è venuto un dubbio perché nel 600 il culto di San Francesco di Sales, soprattutto qui, era poco diffuso. Allora sono andato a vedermi l'attributo. Questo santo vescovo ha in mano un cuore ed è Sant'Agostino, e questo spiega il perché mettono Sant'Agostino, perché Sant'Agostino è l'ispiratore dei canonici regolari di Sant'Agostino, e dall'altra parte non è Sant'Antonio ma è San Benedetto. Infatti non ha nessun attributo di Sant'Antonio, né il libro né il giglio. Potrebbe ingannare il cordone che porta legato al saio, ma questo era normale anche per i benedettini in epoche passate. Ultima cosa, purtroppo il tempo passa velocemente e si potrebbe parlare per ore di un gioiello come questo, però una delle cose che mi ha colpito, di solito siamo abituati sempre a vedere i campanili all'esterno della statua, qui è proprio inglobato all'interno. Certo, è inglobato all'interno, e poi vedete come la base
è sostenuta da un pilastro quadrangolare con capitello dell'XI-XII secolo. Questo dà un fascino alla facciata perché è molto particolare la facciata, con questo campanile bislungo che la rende curiosa addirittura. Però questo è anche un problema per la staticità dell'edificio, in quanto le infiltrazioni d'acqua provenienti dal campanile stesso e dal tetto rischiano di mettere in serio pericolo questa chiesetta, che ha assoluto bisogno di restauro. Vedete, anche le capriate con tavelle dipinte sono in situazione precaria. E poi un altro problema riguardante la staticità, soprattutto degli affreschi, è che nel 1933, usando i criteri del tempo, hanno fatto i restauri col cemento. Il cemento va a corrodere e a rovinare questi antichissimi affreschi, che sono una delle poche rare testimonianze di affreschi di quell'epoca nel territorio vicentino. Ecco, qui per concludere, diciamo, ci troviamo di fronte a una reliquia che è un miracolo vivente, perché ha superato guerre, terremoti, alluvioni. Qui eravamo proprio vicino al letto del fiume Astico che passava dietro e del grande lago di Pusterla. Siamo su un'altura, non si vede adesso, ma siamo su un'altura di qualche metro più alta rispetto alla campagna circostante. Ecco perché qui è stata edificata la chiesa, che poi era contornata dal suo cimitero, e ha potuto resistere durante i secoli, sia per casi fortunati, sia anche perché qualcuno, come il parroco adesso di Polegge, se ne prende cura assieme alla comunità. Monsignore, io la ringrazio, veramente si potrebbe continuare a parlare per un'altra puntata intera, ma come di consueto il tempo... No, assolutamente, tutti i nostri telespettatori sono invitati a visitare questo gioiello piccolo però con molto suggestivo, e che appunto ha tutta questa storia, che naturalmente ringrazio Monsignore per aver condiviso con noi e con tutti i nostri telespettatori. Per noi è arrivato il momento dei saluti, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.